Euroregione News. Questura del Friuli Venezia Giulia insieme a The Spar per la sicurezza. Manuela De Bernardin Stado al questore di Udine, Leonardo Boido, capo gabinetto della questura di Trieste, e Gennaro Dagnese, dirigente della divisione anticrimini della questura di Gorizia, insieme a Fabrizio Cicero Santelena, coordinatore The Spar, e Tiziana Pituelli, responsabile marketing The Spar FVG, hanno presentato i pieghevoli illustrativi della Polizia di Stato sui rischi di truffe, furti, bullismo e dipendenze. C'è una collaborazione nata qualche mese fa tra la Polizia di Stato, la questura di Udine e le altre questure del Friuli Venezia Giulia e la The Spar, che in questa regione ha una rete estesa di negozi, per portare un messaggio di sicurezza, per informare il cittadino, soprattutto nei confronti delle persone che non sono abituate a utilizzare i social, quindi persone che hanno bisogno di essere avvicinate in maniera semplice e tradizionale, come ad esempio persone di una certa età. The Spar ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di collaborazione, mettendo anche a disposizione dei tecnici, dei grafici, e sono stati redatti dei volantini per informare le persone, soprattutto anziani ma anche giovani, sulle misure da adottare per autoproteggersi in prima istanza e per informare anche sugli strumenti che le istituzioni offrono per proteggersi da furti, truffe, dalle truffe online. È una situazione sotto controllo, sicuramente a Udine, penso in tutta la regione, però pensiamo che un ripassino vada bene a tutti, perché la sicurezza passa in prima istanza attraverso l'autoprotezione, attraverso la consapevolezza dei rischi, i rischi che questa società moderna ci offre. Riteniamo che ricordare con mezzi molto semplici, magari che si lasciano su un mobile e poi magari si riprendono qualche volta quando non si ha nulla da fare, consigli semplici che rendono magari il cittadino più consapevole dei rischi e dei comportamenti che in primo luogo deve attuare per proteggersi da una serie di illeciti, di soprusi e di reati. Sì, certo, anche da parte nostra, della questura di Trieste, c'è molto interesse per questo tipo di progettualità informativa che consente alla Polizia di Stato di rendere più fruibile, più partecipata a tutte quelle che sono le informazioni necessarie poi per tutta una serie di reati e problematiche che interessano poi un po' tutti, dai furti in appartamento alle truffe, e quindi interessano tutte le categorie. Quindi anche Trieste chiaramente avvierà questo percorso insieme alla The Spar, che ci consentirà poi di portare un po' a tutta la cittadinanza della provincia di Trieste quelle che sono le informazioni utili per cercare di contrastare questi fenomeni. La realtà regionale, in particolare per quello che rappresento io qui oggi, quindi la provincia di Trieste, la questura di Trieste, sicuramente è una standard di qualità di vita molto elevato, ma che comunque bisogna mantenere sempre, e quindi mantenere la massima attenzione per questo tipo di fenomeni, e le campagne informative sono sempre ottimali per cercare di portare a conoscenza di tutti quelli che sono dei piccoli accorgimenti ma importanti per appunto tenere a freno questo tipo di attività criminale. Questa è un'idea che è stata mutuata sostanzialmente dalla questura di Udine. Noi ovviamente riteniamo che sia un'iniziativa molto positiva e pertanto aderiamo anche noi con entusiasmo a questa iniziativa, perché tutto quello che può accrescere il patrimonio informativo delle persone, anche questo tipo di informazioni distribuite in maniera capillare attraverso i punti vendita, può essere un contributo a migliorare la sicurezza e l'attività di prevenzione. In provincia di Gorizia non ci
ci sono evidenze particolari di particolari criticità di questo fenomeno, però comunque occorre tenere alta la guardia e utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per poter magari dare delle informazioni che potrebbero sembrare banali, ma banali non sono, perché a volte le cose più semplici a volte sono quelle più trascurate. Allora questo tipo di attività, che è molto capillare e si rivolge a varie fasce della popolazione che magari non ha accesso ad altre, normalmente ai social o altri tipi di informazioni più sofisticate, può essere un ottimo strumento per raggiungere praticamente a tutte le fasce della popolazione. Un modo nuovo, è un modo molto efficace. Noi abbiamo la fortuna di essere presenti in modo capillare in tutta la regione con oltre 150 negozi ad insegna Despar, Eurospar ed Interspar, e questo ci permette di parlare con moltissima gente, parlare con i nostri consumatori. Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in questa bellissima iniziativa che riteniamo essere veramente importante, perché solleva alcuni temi che sono all'ordine del giorno. Parliamo di truffe, parliamo di furti, parliamo di bullismo e di dipendenze. Sono 4 temi che devono assolutamente essere presi in considerazione sempre di più, e quindi un metodo efficace ci è sembrato questo, e devo dire che il risultato operativo fino adesso è stato assolutamente eccezionale. La parte tecnica dopo la chiederemo alla responsabile marketing su come si svilupperà tutto, però a me sta il ringraziamento, perché se siamo arrivati qui oggi è sicuramente grazie a un'ottima collaborazione con la Questura di Udine. Il tutto è nato con una chiacchierata assieme al Questore, la dottoressa De Bernardine, e da lì è nata veramente questa bella idea che in poco tempo, Covid permettendo, siamo riusciti a mettere in piedi. Oggi siamo pronti, oggi la presentiamo. Sono convinto che sempre di più il pubblico e il privato debbano lavorare assieme, perché così riusciamo ad essere più efficaci e anche più veloci. Quindi da oggi inizia una nuova collaborazione che andrà avanti nel futuro. Per noi questo è responsabilità sociale d'impresa, e di questo Despar se ne fa sempre capo e vuole continuare in questa direzione. Ci saranno altre opportunità e noi saremo orgogliosi di partecipare. Grazie. Questo progetto con la Questura si concretizza grazie all'anello più importante di questa collaborazione, e senza offendere nessuno, e l'anello è sempre quello dei nostri colleghi dei punti di vendita. I colleghi che lavorano alle barriere casse dal prossimo mese si renderanno al servizio della comunità, distribuendo questi volantini alle persone che decideranno di venire a fare la spesa da noi, volantini che verranno imbustati nelle shopper e che noi ci auguriamo che le persone poi arrivate a casa li possano leggere, anche perché sono stati scritti, sono stati realizzati con una chiarezza e una semplicità e una velocità anche nella lettura che possono veramente tornare utili per tutti noi. Su tutti i punti di vendita Despar, Eurospar ed Interspar del Friuli Venezia Giulia. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.